Euroregioni News. Friuli Venezia Giulia, essere all'altezza dei disabili. La situazione per disabili, anziani e malati è in costante peggioramento. La sanità in Friuli Venezia Giulia è passata dai primi posti in classifica agli ultimi. Con l'occasione dell'evento improvvisato a Codroipo da Matteo Salvini con il candidato a presidente regionale Massimiliano Fedriga e una scia di leghisti sfegatati, tra cui spiccavano Barbara Zilli ed Elisa Asia Battaglia, ai quali ho chiesto quale soluzione propongono. In particolare dei disabili è un punto fondamentale del programma di Massimiliano Fedriga e della Lega. In particolare, se Fedriga avrà la fiducia dei cittadini e diventerà presidente della regione Friuli Venezia Giulia, istituirà una delega specifica per il mondo della disabilità e si parlerà del mondo della disabilità nel suo complesso, ovvero sia per tutti i suoi aspetti, dal lavoro alla salute, all'inserimento scolastico e al sostegno alle famiglie che molto spesso, troppo spesso, sono lasciate sole dalle istituzioni. L'impegno della Lega è totale, l'impegno con Massimiliano Fedriga è ancora più alto. Ringrazio in particolar modo Massimiliano Fedriga perché durante la sua campagna elettorale ha lanciato un'idea molto interessante che è un assessorato legato alla disabilità. La disabilità, lo sappiamo, ricomprende diversi settori, dalla sanità al sociale, allo sport, alle pari opportunità, per cui ritengo che sia molto importante riuscire a portare avanti questa idea e ascoltare sempre di più i disabili. La riforma sanitaria non ha tenuto conto delle esigenze di chi è in situazione di sofferenza, per cui sono sicura che con la squadra di Massimiliano riusciremo a portare avanti questa idea e a far sentire ancora di più i diritti dei disabili. Come a Udine per esempio, dove a Udine per la questione degli autobus che ho seguito e per il trasporto pubblico. Su quello se ne occuperà, se dovessi avere la fiducia dei cittadini di questa regione, un assessore con una delega specifica alle disabilità, dove appunto deve mettere insieme le diverse esigenze di quel mondo che vanno dal lavoro all'assistenza, alla sanità, allo sport e anche alle infrastrutture. Sistemare gli ospedali, cambiare la pessima riforma sanitaria del Serracchiani, sostenere i piccoli e medi imprenditori e gli agricoltori e difendere l'autonomia con le unghie e con i denti, visto che lo Stato centrale ha portato via più di 1,5 miliardi di euro negli ultimi anni. Quindi autonomia, lavoro, territorio e sicurezza, perché il Friuli non può essere un campo profughi per immigrati clandestini che campano a sbafo. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregioni News.